Te voglio tanto bene io. Cacchio, ah, che puntura, stronzo. Per far capire la grandezza. Cavolo. Il numero più grande è quello dell'anno scorso. Ah no, anche questo. Non sai da dove arrivano. Guarda che gigante. Un medusone. Che schifo. Non so se li ho presi. È venerdì, buon inizio di questo nuovo vlog. Avevo detto che volevo non registrare, in realtà magari registrerò qualche pezzettino di video, ma cose corte e più che altro, cioè non voglio stare sempre col telefono in mano, ecco. Però, visto che sono in spiaggia e Franz sta facendo i puzzle, come si dice, io dico puzzle, no, i puzzle, allora io sono venuta un po' in acqua e in realtà sono appena andata a fare la pipì e poi adesso sono venuta qua. Oggi l'acqua è un po' meno sporca, prima un granchio mi ha pizzicato l'alluce. Oddio, gli ho detto a Franz, non mi fa venire vicino ai pontili che ci sono i granchi. Infatti un granchietto mi ha pizzicato, vabbè, niente di che. Adesso sto guardando che non ci siano meduse, perché avete visto ce ne sono diverse spiaggiate e anche abbastanza grandi e consistenti. E si sta popolando pian piano la spiaggia adesso a quest'ora. Questa cover di Wish, che non è una cover ma è una custodia impermeabile, funziona, pagata €1 e avete visto già nel weekly che l'ho usata e devo dire che funziona e sono contenta. L'unica cosa, non va il tasto home dell'iPhone, però la funzione fotocamera si può aprire lo stesso, quindi diciamo che non mi importa molto. Ecco, quindi tra questa cover e il wifi in spiaggia quest'anno è tutta la novità.
30 tornei e fantastici eventi. Noi siamo alla bandiera bianca. Oh! Si ferma. Scemo, sto facendo il video. Vai avanti più veloce per radio. No. Che mi fa bene. Buongiorno, mi sa che la fotocamera è sporca, aspettate un secondo che vi pulisco, perché ieri sono stata al mare, quindi sono tornata ieri sera dal mare e sono bella abbronzata, si nota soprattutto perché ho i capelli chiarissimi, sono sempre quelli, non li ho decolorati, infatti ho una ricrescita di 2 metri, sono piena di cose stese. Allora, qui c'è uno stendino, poi qui c'è altra roba, lì altra e lì altra, tutti e 2 stendini, cioè sono veramente piena di roba stesa. E una lavatrice l'ho fatta ieri sera appena arrivati, ho già messo subito una lavatrice, quella delle lenzuola. Qui ci sono i gatti. Pipì. Ecco, quindi vi ho fatto vedere, c'è anche l'orto, ma vi porterò da vicino perché anch'io devo ancora andare da vicino a vederlo. La roba sta crescendo con calma, ho l'acqua, avete visto che c'è quella vasca di acqua e adesso devo preparare il pranzo perché è già tardi, è già mezzogiorno passato, io sono in ritardissimo, non sono più abituata a questi ritmi, nonostante sia stata via 9 giorni, ma io quest'anno mi sono trovata ancora meglio rispetto all'anno scorso e infatti è stato un po' un trauma tornare, però insomma la vacanza è finita e non credo di andare a lavorare di nuovo dove sono andata quest'inverno perché ci sono ancora problemi e a me dispiace dirlo, ma lo sanno ormai tutti qua intorno. Sì, no, è un gran caos quel posto e mi dispiace perché se le cose si risolveranno magari tornerò, anzi quasi sicuramente, però
per come stanno adesso le cose non ci penso minimamente a tornare lì. Ho sistemato praticamente quasi tutto da ieri sera a stamattina, devo ancora pulire casa, ho dato una pulita veloce ieri sera e comunque devo ancora fare quel lavoro là perché devo proprio lavare i pavimenti e cos'altro forse un'altra lavatrice, ma penso di averle fatte tutte e devo disfare la mia valigia. Cioè ho solo i vestiti da mettere via, quelli non usati puliti o quelli che ho lavato e sono già puliti, insomma, da rimettere via e basta. Quindi ho fatto praticamente quasi tutto in tempo record questa volta. Eccomi qua, dovevo andare a comprare il pane, mi sono dimenticata. Allora è mezzogiorno e è martedì. Sono stata a fare la dichiarazione dei redditi, fortunatamente quest'anno non devo pagare niente, ma anzi mi devono essere ridati dei soldi, che erano delle trattenute, e praticamente mi ritornano tutti indietro, sono parecchi soldi, veramente tanti, e quindi niente, sono contenta. Mi dispiace il fatto che non arriveranno subito questi soldi, che ne avrei bisogno, ma non avendo io un datore di lavoro non mi arrivano subito, vanno attraverso l'agenzia delle entrate, quindi ci saranno almeno, cioè a fine anno dovrei averli, ecco, sì, un po' di mesi. Speriamo facciano in velocità e speriamo. E niente, quindi adesso vado diretta a casa per farvi rendere conto che ho ancora la testa completamente via. Sono andata via da casa e ho lasciato la pasta sul mobile della cucina, nei due piatti, piatto per me e piatto per Franz, non l'ho coperta, io ho preso e sono andata via di casa. Questo vi fa rendere conto di quanto, di quanto sono ancora svampita. Vabbè dai, e niente, vado, c'è caldissimo. Ho parcheggiato qui, ho fatto 2 passi, ecco, dicevo, ho parcheggiato in un posto dove non ho mai messo la macchina, ma alla fine qua è gratuito e si può, anche se sono fuori dalle strisce, ma in genere non fanno multe qui, almeno che io sappia. E niente, quindi ho fatto anche 2 passi a piedi. Mi sono ripromessa per la 1000ª volta durante quest'anno che devo camminare, per cui ho parcheggiato abbastanza distante per camminare. Sono contenta che vi siano piaciuti i video della scorsa settimana, di questa settimana. Oggi, cioè voi guardate che voi state guardando questo video che è di domenica, quindi sono contenta che vi siano piaciuti. Ovviamente c'è sempre chi critica, poi sempre il discorso del mare, il mare non è uguale ovunque, questo si sa. Per quella persona che mi ha detto che è una palude Jesolo, una palude marrone, allora perché non hai mai visto altri mari? Perché ci sono mari ben più sporchi e tra l'altro non è sporca l'acqua di Jesolo, è trasparente, vedi il fondale, ci sono i pesci, ci sono i granchi, vuol dire che tanto sporca non è, perché sennò non vivrebbero. E ovvio che il colore dell'acqua dipende dal fondale. Lì c'è la sabbia scura a Jesolo, per cui il fondale è scuro. Dipende da tanti fattori, dai microrganismi, dipende anche da quanta sabbia viene mossa con le onde. Ad esempio domenica che eravamo stati a Caorle, lì l'acqua è molto più sabbiosa, cioè fai fatica a vedere il fondale perché c'è tantissima sabbia in sospensione, e invece Jesolo è tutto diverso. E quindi sì, ecco, prima di dire che è sporca l'acqua, ragionate col cervello. È arrivato il caffè! Dopo tipo un mese, che giorno è oggi? Beh, forse quasi un mese che eravamo senza. La situation è che ci sono esattamente 28 gradi, 27,5 all'ombra, quasi 28, e si sta bene. Pepe qua è uscito perché ci sono io, in realtà. Ieri sera ho dato acqua all'orto, non vi ho ancora portate a farvi vedere l'orto, ma magari durante questa settimana ci arrivo anche, no? Perché la sera vado giù che è un po', cioè non c'è tanta luce, quindi niente, finalmente è arrivato il nostro caffè. Ah, ho ordinato un'altra cosa. Questa volta ho voluto prendere anche il tè della Twinings, questo è quello al limone e mi piace questo qua, e quindi l'ho voluto comprare. Niente, sono le solite 10 capsule come il caffè. Gatti,
sono la via perché sono convinti che ci sia pappa. In realtà la pappa non c'è perché è arrivata prima di andare al mare. Ecco, questo è tutto. Non ho molto da aggiornarvi in questi giorni perché la settimana procede, cioè i giorni, oggi è già martedì, ma non faccio niente praticamente. Sto cercando un lavoro, vediamo se trovo qualcosa. Nel frattempo ho la disoccupazione, ma non sono tanti soldi. Buongiorno, sono le 8:38 e ieri ho fatto un po' di lavoretti in casa. Allora, ho messo via tutti i vestiti che avevo ancora nella valigia puliti. Potevo dargli una risciacquata, ma alla fine profumavano, li ho messi via lo stesso. Ho sistemato quest'armadio qua, perché dentro c'era un caos, c'era la roba tutta accatastata a caso, e invece no, adesso ho messo tutto in ordine. Ho sistemato la scrivania, ho quel pacchetto che mi è arrivato ieri, io non mi aspettavo niente, e deve essere una collaborazione, cioè no, guardate panna dove si lava, vi pare il posto per lavarsi? Cioè. E non aspettavo nessun pacchetto, invece è arrivato e io non avevo più risposto alla collaborazione con Nejoli, si dice così, non lo so, e ho visto che tante youtubers hanno collaborato con questo sito, ma io non avevo più risposto alla collaborazione, ma mi è arrivato il pacchetto lo stesso e quindi boh, non lo so, penso sia quella la collaborazione, quindi vi farò il video anche di questo. Ho già testato un prodotto, cioè ieri, adesso lo ritesto ancora. Poi cos'altro volevo dirvi? Ho sistemato anche il mio armadio perché era un caos totale, perché prima di partire ho fatto un casino per cercare di capire cosa portare via, che poi mi sono dimenticata, lo sapete, lo stesso tutto, mezze cose, no tutto no, ma mezze cose me le sono dimenticate. E cos'altro? Ieri sera non ho dato acqua stavo per dire acqua al forno, all'orto, perché ha piovuto, ha fatto un gran temporale e quindi anche la notte penso abbia piovuto ancora e quindi non mi sono dovuta occupare dell'orto. No, l'unica cosa, devo andare giù a tirare via le erbacce. Buongiorno, allora oggi è giovedì, ieri non ho registrato, forse ieri mattina. Comunque sono in una situazione psicologica un po' così. Mia mamma mi fa: sei tornata peggio di quando sei andata via, cioè dovresti essere tornata rilassata, invece sei peggio di come eri prima di partire. Lo so, però è tutta la situazione che non mi sta piacendo, quello che non che sta accadendo, ma com'è proprio la situazione in generale, non mi piace. Questo cerchiello neanche non mi piace, non mi piacciono i capelli. Oggi è la giornata del non mi piace niente, sono stufa di tutto, come ieri. E la ricrescita è enorme, ma ce l'ho la decolorazione, sì, ma non la faccio adesso. E niente, quindi ho i capelli a Krusty il Clown e stanno come cavolo vogliono. Ho i gatti che vi ho fatto vedere qua sul letto. E Pepe si è appollaiato lì sul cuscino appena pulito, messo pulito, perché ho cambiato lenzuola e quindi adesso lo devo togliere. Vediamo come va. Pepe, non si può. L'ho tolto, poverino, non voleva andare via da lì, ma vabbè, ho appena messo pulito il cuscino, insomma. Ah, qua hanno rovesciato tutto, bene. E dunque, allora, cosa vi racconto? Non ho molto da raccontarvi in realtà, perché sono qui solo per dirvi che finirò questo weekly vlog e probabilmente cioè no, guardate cosa sta facendo. No, Pepe, no, Pepe, ti rendi conto di come sei messo sul cuscino? Pepe, è perché non ci sta, allora cerca di accomodarsi. Pepe,
Non si può. No. Giù dal cuscino. Giù. Guarda. Pepe, molla. 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 Cioè, guarda, insiste. Quando insiste mi urta. Se non deve andare sul cuscino non deve andare. O no? Si è urtato. Si è urtato perché non l'ho lasciato di nuovo. Comunque sono qui per dirvi che molto probabilmente, anzi sicuramente, la prossima settimana non uscirà il weekly. Mi prendo una pausa perché sento la necessità di lasciare un attimo questo genere di video. Almeno una settimana di pausa me la faccio. Poi se dovessi andare a fare una gita, vi porto con me in gita, vi metto invece che il weekly, vi metto il vlog. È molto meno impegnativo un vlog di un weekly. E niente, sono contenta vi siano piaciuti i vlog del mare e sono stata contenta di farli e li avrei voluti fare un po' più sostanziosi, però sapete che quando si è al mare non si fa poi granché, si fa proprio la vita da mare, la vera vita da mare. E adesso ormai da quando sono tornata non ho più preso sole, quindi da domenica non ho più preso sole. Sono ancora colorata ma già ho perso qualcosa, perché io dovrei stare sempre al sole praticamente, però tra fare una cosa e l'altra e st'altra il sole poi non c'è tutto il giorno, perché qui in montagna il pomeriggio in genere inizia ad annuvolarsi e poi la sera piove e quindi purtroppo il sole c'è solo la mattina e la mattina io in genere è il momento che preferisco fare tutte le commissioni. Ho intenzione quindi di chiudere questo vlog. Vorrei tanto riuscire a guadagnare di più con questi video. So che è un hobby, ma mi piacerebbe fosse un lavoro. Mi piacerebbe molto poter guadagnare e non vivere, ma insomma avere un guadagno un po' più sostanzioso con i miei video. Mi piacerebbe tantissimo, ma purtroppo non sta andando così, cioè non va così. Non è mai andato così. La crescita del canale è veramente molto lenta e vorrei capire il perché. Mi sono appollaiata con i gatti sul letto perché stavo editando questo video fino a questo momento. I capelli non stanno. Cioè, li ho provati a raccogliere con la molletta, ma lo stesso ho questi ciuffi qua di lato che fanno schifo. Devo andare a sistemarli, ma non ho la minima voglia di andare dalla parrucchiera. E quindi finché riesco a tenerli in qualche modo li lascio così. E adesso vado a lavare i denti, tiro su le ultime due cose che ho steso, cioè le due cose che sono rimaste stese, che sono di sicuro asciutte, e niente, quindi di qua a sinistra ho Panna, che in realtà prima era appiccicata a me, e di qua a destra ho Pipo e Pepe che mi sta cercando di spingere più in là perché deve farsi posto. Sapete come sono i gatti, ecco, come i cani, e lui è là che deve mandarmi via praticamente. Che gatti rompipalle che ho. E niente, allora io chiudo questo vlog. So che è lungo, è un vlog weekly vlog, è un po' un misto, perché vi ho messo dentro i pezzettini anche di sabato e domenica, anche forse venerdì, non mi ricordo, e quindi l'ultimo pezzettino che ho registrato domenica, dove ero in acqua e ero con il cuginetto, con mio zio e sua moglie in acqua con loro, e non avrei voluto mettervi dentro anche i pezzettini dove c'è il bambino, però per farvi vedere come si divertiva, ma non ho potuto, cioè non posso per privacy loro, non vogliono, cioè non gli ho neanche chiesto in realtà, ma so che non farebbe piacere a loro, quindi ho evitato. Ecco, Pepe si accomoda appiccicato al cuscino perché deve sporcarlo benissimo. Vi ringrazio tantissimo perché mi continuate a seguire. Guardate che belle ciabatte, sono perfettamente aggiustate. Niente, dai, vado a lavare i denti. Ho un male a un dente, si sta girando, perché si sta girando questo qui si sta raddrizzando, per cui mi sta facendo un male cane da ieri. E vabbè, portiamo pazienza. Quindi noi ci vediamo in un prossimo video. Per la prossima settimana vi ho già registrato i video, adesso li devo editare,
quindi non preoccupatevi se non vedete il weekly vlog, perché vi ho spiegato, mi prendo una pausa almeno per il prossimo weekly vlog. Ecco, il bisteccone qua si è allungato un attimino. Bipo, ehi, non mi ascolta neanche per non sbagliarsi. Che bello, mi piace vedere quando dormono. Sembrano degli angioletti, poi non lo sono in realtà. No, ma si sono comportati benissimo nel tempo che io non ci sono stata a casa, quindi so che loro sono molto bravi, ce li ho educati bene. Ecco. Ci vediamo alla prossima, ciao!